Incendio nella notte nel vano scale di un condominio a Melara a Scoperchia, una situazione che mette a dura prova chi abita nel quadrilatero. Siamo al limite. Crolla un muro a Muggia, in via Farnei, il 57enne intrappolato estratto dai vigili del fuoco e a Cattinara, ma non è grave. Si è svolta a Biella la Adunata Nazionale degli Alpini, in 5.000 dalla regione, la diretta su Tele4, il prossimo anno appuntamento a Genova. La pallacanestro Trieste ha battuto Sassari per 92-76 nell'ultima giornata di regular season, conquistando il 6° posto in classifica e la qualificazione alla Basketball Champions League. Contro il Cagliero nella prima gara di play-out la Triestina pareggia senza reti, tutto si decide in casa sabato prossimo. Telespettatori di Tele4, buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che va in onda ad un orario inconsueto subito dopo la fine della lunga telecronaca diretta della Adunata degli Alpini, sulla quale torneremo fra qualche minuto. L'incendio, cominciamo con la cronaca triestina, verificatosi questa notte in un vano scale del comprensorio di Melara, per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma è il caso di dirlo, rischia di portare alla temperatura di ebollizione gli animi di chi vive nel quadrilatero. 30 persone sono state evacuate dallo stabile di via Pasteur 33 nel comprensorio Ater di Melara, in seguito ad un incendio partito questa notte nel vano scale del condominio dopo che alcuni arredi abbandonati erano andati a fuoco. Mi ero appisolata, stavo guardando la TV, mi sono appisolata perché mi bruciava la gola e mi bruciavano anche gli occhi, quindi ho detto che mi alzo così, dico Dio, c'è la nebbia in casa, ma che sta succedendo? E là mio marito guarda dalla terrazza di via Forlanini, verso via Forlanini, io vado dall'altra parte, vediamo i pompieri da lì, però non pensavo che era qua, pensavo che era qua vicino, no? In zona. I vigili del fuoco sul posto a partire dalle 22:15 circa, con 5 squadre, presenti anche polizia ed ambulanze, hanno subito avuto ragione delle fiamme, ma per scongiurare eventuali intossicazioni hanno stabilito di sgombrare tutti gli inquilini presenti negli appartamenti, utilizzando speciali cappucci. 2 di essi sono stati portati a Cattinara per precauzione dopo che avevano inalato del fumo. Stamani però fra gli abitanti del condominio e dell'intero comprensorio la paura per quanto successo e per quanto di peggio poteva accadere lasciava già il posto alla rabbia. Telecamere ci sono, l'Ater ce l'ha messe, quindi vogliamo vedere almeno un attimo di capire chi poteva passare dalle 9 alle 10:30. Quanto accaduto, affermano, era prevedibile e c'è già chi teme possa ripetersi anche in altri vani scale del comprensorio, adibiti a deposito di arredi. Noi siamo veramente stufi di questa gente che lascia le cose in Androna, non chiama la Cegas, perché non chiama la Cegas, che è gratuito. Anch'io ho fatto dei traslochi, ho chiamato la Cegas, dopo 2 giorni sono venuti a prendere le cose. La realtà, dunque, è quella di un comprensorio che, nonostante tutti gli interventi messi in piedi per migliorarne la vivibilità, sembra non riesca a superare una volta per tutte quell'ingiustificata nomea che gli è stata affibbiata, e gli animi sono al limite, come è evidente. Non puoi mandare una persona che ha problemi mentali a vivere da sola in un appartamento e dopo fa quello che vuole. Non si può, devono essere controllati. Io mi sono messa una volta a pulire le panchine, non per farmi, però, e poi alla fine cosa mi sono trovata in cassetta della posta? La cacca dei cani, ma ci rendiamo conto? Vigili del fuoco al lavoro anche a Muggia. Stamattina è crollato un muro investendo un uomo che però non è per fortuna in pericolo di vita. È stato trasportato all'ospedale di Cattinara l'uomo che a Muggia a metà mattina era rimasto incastrato dopo il crollo di un muro. Il 57enne, un agricoltore, non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco, intervenuti in via Farnei con la squadra del distaccamento di Muggia e il supporto di una proveniente da Trieste, giunti sul posto hanno trovato l'uomo cosciente e collaborativo, gli arti inferiori bloccati dal crollo. Attraverso gli speciali cuscini di sollevamento in dotazione e quindi rimuovendo a mano i detriti, hanno liberato il malcapitato, che avrebbe provocato la caduta del muro rimuovendo inavvertitamente alcuni pali di legno che contribuivano a sostenere la struttura. Terminate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, sul posto anche la Polizia di Stato.
Dunque dicevamo della Dunata degli Alpini appena conclusa, vi hanno partecipato 100.000 penne nere, 20.000 arrivate dal Triveneto, 5.000 dal Friuli Venezia Giulia. Appuntamento a Genova nel 2026, nelle immagini la sfilata delle nostre penne nere. Erano le 11:15 quando gli alpini del Friuli Venezia Giulia, per primi quelli della sezione di Trieste, hanno sfilato durante la Dunata nazionale di Biella, che ha portato nella cittadina piemontese più di 100.000 penne nere, 20.000 delle quali provenienti dal nord-est. Un appuntamento che, come tradizione, Tele4 e le altre reti del nostro gruppo hanno seguito in diretta per mostrare non soltanto i 5.000 alpini provenienti dalla nostra regione, per quel che ci riguarda, ma per documentare quello che significa quasi da un secolo la Dunata. Ordinati e con disciplina, al passo scandito dalle fanfare e con l'orgoglio di indossare il cappello nero portatore dei valori di fratellanza e di speranza, che quest'anno è stato il leitmotiv della sfilata. Una sfilata che da sempre è sì festa di popolo, ma anche un momento di riflessione storica, memoria attiva ed impegno civile. In un tempo come quello attuale, attraversato da guerre, tensioni e bisogno di speranza, i valori degli alpini si riaffermano anche a favore delle generazioni future, laddove in alcuni momenti della sfilata la memoria, l'ammirazione e la commozione giustamente riaffiorano. Vedere le portatrici cariche, perché dobbiamo ricordare che queste persone molto spesso portano nella gerla un peso importante per ricordare proprio, non tutte hanno la gerla vuota, c'è qualcuno che ha davvero del peso all'interno. Per quel che riguarda la nostra regione, giova ricordare che Trieste ha ospitato la Dunata degli Alpini 6 volte, nel 1930, nel 1939, nel 1955, nel 1965, nel 1984 e nel 2004. Udine ha ospitato la Dunata degli Alpini 5 volte, nel 1925, nel 1974, nel 1983, nel 1996 e nel 2023. Pordenone ha ospitato la Dunata degli Alpini nel 2014. La Dunata del 2026, per la quale vi è stato il passaggio della stecca, si terrà a Genova. Caso Resinovic, dopo le rivelazioni del tecnico Molinari sulla rottura della vertebra toracica, i consulenti del marito di Liliana Resinovic, Sebastiano Visentin, chiariscono la loro posizione. Abbiamo elementi sufficienti per dire che la frattura non c'era prima dell'autopsia. I consulenti di Sebastiano Visentini, indagato per l'omicidio della moglie Liliana, hanno sempre sostenuto che la frattura alla vertebra toracica T2 non c'era prima dello svolgimento dell'autopsia sul corpo della donna e per dirlo c'erano già elementi sufficienti prima che il preparatore anatomico di Cattinara, Giacomo Molinari, rivelasse di aver procurato lui quella frattura proprio in sede di esame autoptico. Questo è il chiarimento del dottor Raffaele Barisani, medico legale di fiducia di Visentin, che alla nostra emittente ha precisato: le clamorose dichiarazioni del tecnico non arrivano da noi, non ne sapevamo nulla e non ne abbiamo bisogno. La giunta non è senza motivo. Il medico ritiene che il clima intorno al caso Resinovic si stia inasprendo ancora dopo l'ultima svolta. Il dottor Barisani è dunque in linea con la diagnosi del radiologo forense Cavalli. La frattura della TAC che ha preceduto l'autopsia non c'era, ma il secondo elemento in mano ai consulenti del marito arriva proprio dalla superperizia di Cristina Cattaneo, nella quale si parla di una piccola malformazione a supporto dell'ipotesi di una frattura, che però non è possibile vedere. Elementi che il dottor Barisani illustrerà nel dettaglio in un'intervista alla nostra emittente. C'è una polemica che riguarda il Presidente del Senato La Russa, che, come ha sottolineato la senatrice Rojc, non ha applaudito alla Camera una studentessa triestina autrice di una ricerca su un fatto di cronaca avvenuto in città negli anni 70. Non c'è un obbligo ad applaudire. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha replicato indirettamente alla senatrice PD Tatiana Rojc, che ne ha stigmatizzato il comportamento assunto venerdì scorso a Montecitorio, quando la seconda carica dello Stato non ha applaudito al termine della relazione di Sara Elsa Gerbaz, studentessa del Carducci-Dante. Si commemorava il giorno delle vittime del terrorismo, la studentessa triestina illustrava il contenuto di una ricerca premiata al concorso Tracce di Memoria intitolata Scuola nel Mirino,
Trentino, dedicata agli attentati alla scuola slovena di San Giovanni nel 1969 e nel 1974, nel pieno della cosiddetta strategia della tensione, che per fortuna non causarono vittime. La ricerca che abbiamo condotto riporta alla mente un passato che, per quanto doloroso da ricordare, è indispensabile conoscere per poter partecipare con piena consapevolezza agli eventi del presente. La Trieste democratica e antifascista reagì allora con una mobilitazione importante, ma oggi non c'è nemmeno una targa in quella scuola che si riferisca a quei due episodi. Ce ne sarebbe bisogno per consentire a tutti e a tutti di ricordare che negli anni della strategia della tensione, anche nel nostro angolo di penisola, la violenza nera tentò di seminare il terrore. La russa non sembrava gradire l'accenno alla matrice neofascista degli episodi. Dunque apriamo adesso la pagina sportiva, una pagina sportiva molto lunga e molto importante. Partiamo dalla Pallacanestro Trieste, che ha battuto Sassari per 92-76 nell'ultima giornata di regular season, conquistando il 6° posto in classifica e la qualificazione alla Basketball Champions League. Missione compiuta sul parquet di Verona davanti a una cornice di 700 tifosi e encomiabili nel far sentire a casa la Pallacanestro Trieste. La squadra di Jamion Christian chiude al 6° posto la regular season battendo Sassari per 92-76 nonostante le assenze di Valentine e Ruzier, approfittando della partita per integrare nel sistema di gioco pure il lungo Kelly, atletico, mobile e certamente un'addizione importante sotto le planche. Primo quarto equilibrato in cui Trieste parte in formato big con Brooks dalla piccola e due lunghi. I biancorossi si affidano alla buona partenza al tiro di Brown e Jutov, mentre le accelerazioni di Rossi in cabina di regia pescano in pitturato un Johnson stimolato in modo particolare dall'arrivo del nuovo pivot. Sassari però non fa da sparring, bensì risponde colpo su colpo sull'asse Fobbs-Thomas, tanto da chiudere addirittura in vantaggio dopo i primi 10 minuti sul 21-22. Ma è nella seconda frazione che Trieste cambia progressivamente marcia con Jutov che guida l'attacco, triple e solidità per l'uomo di Cedar Rapids, mentre Brown con 6 assist in un amen chiuderà un soffio della tripla doppia, si cala pure nel ruolo di playmaker, vista l'assenza di Ruzier e la necessità di far rifiatare Ross, ma sono un po' tutti a entrare in ritmo, da Candussi all'esordiente Kelly, sino a un produttivo Capitan De Angeli che infila 5 punti in serie, condendo il parziale di quarto emblematico 28-15 che frutta il rotondo più 12 di metà partita. I biancorossi tirano col 40% da 3 contro il 16 degli avversari e crescono anche in difesa. Brooks apre la ripresa con una tripla, ma Fobbs, Benzius e Weber reagiscono d'orgoglio con un parziale di 12-5 che costringe Christian al timeout. I triestini tornano ad affidarsi alla classe di Brown che con 2 triple ravvicinate risponde agli ospiti che toccano il -3. L'ulteriore conclusione pesante di Jutov riporta i biancorossi a 9 lunghezze di margine. La nuova accelerazione di Ross, sostenuta dal sistema con doppio lungo in campo, paga dividendi. Fra i voli a canestro di Kelly e l'intraprendenza di Candussi si va a toccare il +14 al 30°. Nell'ultimo quarto si gioca ormai sul velluto, con i biancorossi a scollinare in breve i 20 e più punti di margine contro una Sassari che, al netto degli strali di coach Bulleri, non sembra più intenzionata a opporre particolare resistenza. A chiudere è Obliubek con un reverse d'applausi per il giovane playmaker triestino. Ora è tempo di ricaricare le batterie e recuperare gli infortunati in vista della battaglia playoff. Intanto però la Basketball Champions League nella prossima stagione è già una certezza. Le interviste del post partita all'allenatore Jamion Christian e al centro Francesco Candussi. Siamo stati 2 settimane lontano dal nostro pubblico, abbiamo avuto 2 settimane difficili, la vittoria di Cremona e poi la difficilissima e purtroppo non proficua trasferta a Varese, quindi ci arriva questo abbraccio per trovare motivazione, spinta e prendere qualcosa che di storico ha e che vogliamo godercela tutta. L'anno scorso io ero nella squadra che è stata presa dalla Lega 2 dopo una retrocessione, ha vinto il campionato, quest'anno abbiamo fatto i playoff e oggi questa partita, credo che siamo pronti, carichi per affrontare la post-season adesso tutti insieme come un gruppo unito che abbiamo dimostrato di essere.
Yeah, last week I was openly embarrassed and frustrated with our team. Sai, settimana scorsa ero stato apertamente frustrato dalla nostra squadra, dalla nostra performance. I know the group of guys we have in that locker room and their ability to accept and appreciate a challenge. E so il gruppo di ragazzi che abbiamo in spogliatoio che sono in grado di accettare e abbracciare la sfida. I thought we saw that kind of energy through practice and it led into performance today. E abbiamo visto questo tipo di energia che mi aspettavo attraverso gli allenamenti in settimana e oggi durante la partita. The second half defense and offense is all about our team and their resiliency. La seconda parte della partita, sia in attacco sia in difesa, è stata tutta riguardo la nostra capacità di resilienza di squadra riguardo al nostro team. In our time together over the last 2 seasons, our resiliency has really grown in the most important moments like tonight. Nel nostro tempo insieme in tutti questi 2 anni, la nostra resilienza è stata veramente una caratteristica che ci ha contraddistinto e ci ha permesso di elevarci nei momenti più duri per noi. And we're going to need that to continue to grow as we move into the playoffs. Abbiamo bisogno di queste caratteristiche per continuare a crescere ora che andiamo nei playoff. Again, incredibly proud and enthused for the guys in that locker room. The accomplishment of this season so far is incredible for our club and we are all overly excited about it. Sono veramente, veramente contento, orgoglioso dei ragazzi in spogliatoio, di quello che hanno fatto in questa stagione, di quello che hanno fatto per questo club, e non è finita. E a fine partita c'è stato un ringraziamento speciale al pubblico e allo staff della Pallacanestro Trieste da parte del general manager Mike Arcieri per una gara in cui la squadra ha potuto sentirsi a casa, lontano da casa. Importantissimo, allora mi piacerebbe ringraziare 3 entità. Primo cominciamo con Verona, la società che sono stati veramente bravissimi, gentilissimi, hanno fatto tutto per creare un ambiente per noi, tra virgolette, come casa. Allora grazie mille alla società, specialmente a Alessandro Frossini. Numero 2, ai nostri dipendenti e colleghe, come voi Lorenzo, e tutti che hanno spostato da Trieste per fare una partita in casa fuori dalla città. C'è stato tanto lavoro che dovevamo fare, non è scontato. Allora voglio dire a tutta la società un grazie mille perché è molto molto apprezzato. E l'unica entità ovviamente sarebbe i nostri tifosi che sono stati veramente bravissimi. Okay? Non era un palazzetto pieno, però abbiamo sentito rumore e quella spinta che abbiamo avuto bisogno. Allora sono molto emozionato del passione e amore che questa città continua a darci. Allora un grazie mille a tutti voi e loro. Grazie. E invece è finita a reti inviolate la prima gara di play-out fra Triestina e Caldiero Terme. Per l'Unione decisiva dunque la partita di ritorno sabato fra le mura amiche. Bisognerà stare col fiato sospeso tutta la settimana ed aspettare sabato prossimo per conoscere il destino della Triestina. Ieri a Caldiero Terme la squadra di Attilio Tesser non è andata oltre lo 0-0. Forse ha prevalso anche da parte degli avversari la paura di perdere. Per gli alabardati in maglia nera l'inizio sembrava promettere qualcosa in più, ma considerata l'espulsione di Silvestri il punteggio finale alla lunga pure ci sta. La partenza della gara è vivace. Johnson tocca quanto basta di testa per evitare il peggio su un cross di Marras. Ionizza alza e gira sopra la traversa. Su un corner di Cortinovis, Correa al 7° gira male di testa. Triestini in partita dunque al 19° strizzolo di testa, gira fuori un cross di Frare. Al 31° Silvestri devia in corner un tiro di Pelegatti, Marras ci riprova con un sinistro che non trova la porta. In apertura di ripresa Correa perde male una palla, Fasan riparte ma calcia su Ross. Brahima sostituisce Fiordilino, al 14° Gobetti ferma Olivieri. Proprio Olivieri per un problema muscolare deve uscire e viene sostituito da Udo. Voca dentro per Cortinovis. Al 23° rischio per l'Unione, ma il colpo di testa di Mazzolo termina lato. Cazzadori scappa a Silvestri al 27°, il difensore commette fallo secondo l'arbitro e viene espulso. Bianconi entra per rimettere la difesa a posto, una punizione di Filiciotto costringe Ross all'intervento all'angolo. Ultimo episodio per Voca, ma niente, la partita si chiude senza reti. L'allenatore della Triestina Tessera analizza la gara contro il Caldiero e traccia la rotta da seguire per il ritorno appunto sabato prossimo.
Sono contento di quello che hanno fatto perché c'è stata attenzione, applicazione e grande volontà dei giocatori. Sono partite difficili da affrontare, se qualcuno pensa sia partite così, la garibaldina, no, bisogna averle giocate o perlomeno avere il pensiero di quello che si può sentire e provare in queste partite. Sono partite importanti, sono partite dove la tensione nervosa gioca molto. La mia squadra ha provato a far partita, l'ha fatta per tutto il primo tempo. Non sono stati capaci di avere accelerazioni da far male, questo sì, però abbiamo giocato costantemente sulla metà campo contro una squadra che era tutta sulla propria metà campo, ha pensato a difendersi e ripartire. Non è stata brillantissima, ma è stata di costante possesso palla, un paio di situazioni le abbiamo avute e abbiamo concesso niente. Dovevamo essere bravi anche a ritorno a fare uguale, a concedere poco, provare a fare partita e non a passarti e farti portare in area di rigore a loro o concedere le ripartenze, cosa che hanno cercato anche in questa partita qua. Bisogna proprio vincere la partita, ma con equilibrio, senza andare a rischiare più, poi vedremo quello che succede durante la partita. Si saranno bravi loro se si difendono come oggi a difendersi e poi magari giocarsi un po' le carte nel finale, però è una sfera di cristallo, la partita penso che 90-100 minuti ci saranno sabato, saranno ancora più contratti, e poi staremo a vedere chi avrà quella capacità, lucidità e forse anche qualità per dare qualche strappo in più. Si torna a parlare di inclusione attraverso lo sport. La prossima settimana torna l'iniziativa Sport In, promossa dal Panathlon Trieste e dal Lions Club Trieste Host. Sono due gli appuntamenti che caratterizzano la terza edizione di Sport In, la manifestazione promossa dal Panathlon Club Trieste e dal Lions Club Trieste Host, anche ma non solo per sensibilizzare ulteriormente in merito alla questione. L'inclusione è in sostanza il miglior antidoto contro ogni tipo di contestazione che può riguardare la cultura, l'economia, la socialità. E nell'inclusione la persona si integra completamente con il normodotato, c'è quasi una equivalenza. Si comincia dunque giovedì 15 maggio alle 17 all'Urban Center con una tavola rotonda dal titolo Lo sport quale strumento di inclusione e valorizzazione personale. Vi prenderanno parte alcune delle associazioni che da tempo hanno a cuore il problema e le opportunità che esso presenta, nonché alcuni atleti. Il clou sarà sabato 17, prima al Palasport di Aquiligna dalle 9.30 alle 12.30, poi al Polo Natatorio dalle 17.30 alle 18.30 con le esibizioni di sport paralimpici, danza sportiva, pararowing, karate, bocce, scherma per non vedenti, showdown, baskin, pallanuoto e nuoto. In conclusione, l'avvocato Terrano sottolinea un dato, ovvero che molto si è fatto per portare avanti un concetto, una pratica, quella dell'inclusione attraverso lo sport, ma non dimentica che fino a qualche anno fa l'argomento, per certi versi, era ancora off limits. Nel 2006 ero allora presidente della società triestina Canottieri Adria e la Federazione Italiana di Canottaggio mi invitò a costituire presso la società una sezione dedicata all'adaptive rowing, così si chiamava allora. E nel costituire questa sezione io ebbi molte difficoltà sia con il corpo sociale sia con gli stessi atleti, i quali non vedevano di buon occhio la commistione delle persone normodotate con i disabili, per cui nella fase iniziale abbiamo dovuto confinare la sezione di adaptive rowing al lunedì, che era il giorno di chiusura della società. Un'occasione di grande visibilità per la capitale europea della cultura e per tutto il territorio regionale. Sabato 24 maggio la 14ª tappa del 108° Giro d'Italia porterà gli occhi di circa 700 milioni di persone su Gorizia e Nova Gorizia. L'arrivo nel piazzale della Transalpina è prevista attorno alle 17. Oggi la presentazione. Bellissima giornata, 24 maggio, giornata davvero straordinaria da mettere nell'elenco delle grandi giornate della nostra città, Giro d'Italia,
partirà da Treviso, arriverà a Gorizia e Novogorica, mezz'ora quasi di circuito soltanto tra Gorizia e Novogorica, un modo eccezionale per far conoscere a quasi 700 milioni di persone in tutto il mondo il territorio bellissimo di Gorizia e Novogorica. Saranno coinvolte anche San Floriano, sarà coinvolta la Destra Isonzo con Cormons. Far accadere questo proprio nel 2025, anno della capitale europea dell'agricoltura, rappresenta un valore davvero aggiunto. Appuntamento per tutti il 24 maggio con il Giro d'Italia, che durante le premiazioni vedrà sui nostri cieli anche l'attraversamento, la volata bellissima della nostra pattuglia acrobatica. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento di domani già alle 7, ci rivediamo con Sveglia Trieste. Buona serata, buon proseguimento.